Ha preso via ieri al Real Monte il Grest diocesano sul tema In cammino verso l'amore promosso dal comune della Scala dei Turchi e ispirato alla storia di Tobia, un ragazzo che durante il cammino troverà l'amore grazie all'aiuto dell'angelo Raffaele. Sono stati circa 100 i bambini in età compresa tra i 4 e i 14 anni che con le loro famiglie sono stati coinvolti nel programma di attività ludico-ricreative, preghiere, canti e balli, rappresentazioni teatrali, riflessioni e tanti momenti di giochi sotto l'attenta guida di Don Fabio Majorana. Grande soddisfazione esprime il sindaco Sabrino Lattuca per l'iniziativa che ha visto coinvolti tanti bambini, famiglie e l'intera comunità. Avremo la gioia di fare il Grest diocesano dal tema In cammino verso l'amore. È la storia di Tobia, è una storia che si trova nell'Antico Testamento, è la storia di un ragazzo che troverà durante il cammino l'amore e grazie all'aiuto di un angelo, l'angelo Raffaele. Abbiamo dato spazio ai ragazzi, ci saranno dei momenti particolari, inizieremo domani sera e faremo all'inizio un momento di preghiera con i canti, i balli, con l'inno diocesano, abbiamo creato anche un inno della parrocchia, poi ci sarà una drammatizzazione che spiegherà il momento del Grest, il tema del Grest, e poi avremo un momento di 2 giochi e poi una condivisione. E sarà un momento di fraternità e di gioia, anche perché ci diamo la possibilità anche di stare insieme. E quest'anno lo facciamo proprio con la collaborazione del comune ed è una grande gioia stare insieme a Caricacina e vivere questo momento di grazia e di gioia. L'amministrazione comunale ha sempre promosso il Grest. Quest'anno, su suggerimento di Don Fabio, verrà svolto in modo diverso. Verrà fatto a Carricacina, nel contenitore Carricacina Grega, Grest sotto le stelle, in cammino verso l'amore, lo hanno chiamato Don Fabio e la parrocchia, ed è a tema rispetto a quello che dice ogni giorno questa amministrazione comunale, ossia che siamo nella direzione della bellezza, quindi abbiamo la possibilità di avere la catechesi, quella è stata pensata ogni sera, ma anche di avere i nonni, i genitori, insomma tutti quanti in piazza a fare vivere la piazza e a vivere momenti di grande condivisione. Io voglio citare una frase di Papa Francesco, dice che si devono creare i ponti e abbattere i muri, e io sono convinta che questo Grest pensato di sera sotto le stelle in piazza veramente crea ponti e abbatte muri, quindi grazie a Don Fabio e grazie alla parrocchia.